Amanti del futsal al femminile, buon pomeriggio dal palazzetto dello sport di Cagliari per assistere alla 10ª giornata del campionato di Serie A di futsal femminile tra l'FFC Cagliari e la capolista Falconara. E calza, risponde il Falconara con una divisa royal. Adesso Bruna, lo scarico ancora Bruna, cerca addirittura il tunnel ma capisce tutto la numero 7 Marta. La conclusione, c'è il primo gol di Tatti, l'imbuccata di Marta all'interno dell'area di rigore. Andrea De Sì della sezione di Oristano e il secondo. Adesso Marta al volo con la destro, Mulas in spaccata spedisce in fallo laterale, calcio di punizione sulla battuta Bruna, movimento, parte Bruna col destro, calcia direttamente in porta, palla sopra la traversa. Marchese, il dribbling tentato da Marchese viene fermato da Nona che poi passa davanti alla porta del proprio portiere, autogol di Nona con l'attacco. Entrata in campo anche Patto con la maglia numero 99, adesso Marta, 1-2, Marta calcia col sinistro in ripiegamento difensivo, adesso Marchese ha detto dentro per Bruna, il destro di Bruna, palla sull'esterno della rete. Adesso palla in profondità, non riesce nella deviazione Filippa, l'imbuccata in profondità, rasoterra, calcio d'angolo. Tatti sul punto di battuta, pallone girato da Ferrara sul primo palo, 4. Ancora Tatti, prova il sinistro, Mulas si distende in tuffo e spedisce ancora in calcio d'angolo alla porta, difesa da Di Biase. Adesso il pallonetto, Marchese al volo con la deviazione di Di Biase. Adesso la finta di Nayara che va a proteggere il pallone, raddoppiata con l'attacco, va via molto bene Marchese dalla distanza, prova il destro dopo il tocco di Filippa. Laterale, palla messa dentro verso la porta di Di Biase, ripartenza per Falconara, arriva sul secondo palo in scivolata Pereira, sbatte sul palo. Adesso Patto 1 contro 1 contro la numero 10 Bruna, la salta Patto molto bene, si accentra Patto con la destro, Patto la conclusione. Adesso Ferrara 1 contro 1 con Vargiu, palla che arriva lì dove c'è Marta che sigla il gol del 2-1, non la blocca questa volta Mulas, palla che sfugge, la più lesta da pochi passi ma è il suo pane quotidiano. Gasparini per la numero 10, vale a dire Bruna a tu per tu con De Biase e arriva il pareggio della numero 10. Adesso calcia Ferrara sul primo palo, adesso Pereira l'aggancio con la destro, la finta, palla messa dentro l'area di rigore dove c'è soltanto Ferrara, due giocatrici dell'FFC, vale a dire Marchese e la numero 10 Bruna, addirittura fuori dall'area di rigore. Ancora Luciani all'interno dell'area di rigore, arriva il gol ancora di Marta, 4 gol uguali per il Falconara, arriva la doppietta per Marta di futsal femminile tra l'FFC e il Falconara, 4-2 il parziale con il quale si è andati riproposto dai due tecnici per l'FFC. Chico Cocco siede sulla calcio d'angolo, Marta prova al volo di destro, palla deviata. Adesso Marchese, ancora Gasparini di prima intenzione, palla giocata in profondità dove arriva Marta, la finta di Marta, il pallone sul secondo palo con adesso Marta col destro, Nona riceve da Marta e scambia ancora con Marta. Adesso l'imbucata, Marca aggancia molto bene, c'è il gol di Marta per la tripletta personale, non esulta Marta. Adesso Nona, il palo di Nona, la sterzata, doppio dribbling, calcia ancora, palla ribattuta, poi Nona con l'esterno morbido per Marta, pallone di ritorno, tutto facile per Patto a pochi centimetri dalla linea di porta dove non arriva Mulas, non arriva neanche Azzori. Sistema il pallone sul punto di battuta, pallonetto, Azzori con la sinistra molto bene, in palla intercettata, poi c'è la rovesciata della numero 10 Bruna.
Adesso Marchese allontana, ma proprio sul petto di Luciani, la conclusione dalla distanza. Mulas per 2 volte il controllo col sinistro, poi cerca di servire Marchese, pallone corto recuperato ancora da Falconara, la conclusione ancora Mulas, si distende in tuffo, stranamente Patto si chiude molto bene la difesa dell'FFC, ma arriva alla conclusione ancora di Patto, ancora una risposta ottima di Martina Mulas, che però viene fermata, riparte Patto, palla al piede, ancora Patto, 1 contro 1 con Vargiu, Patto il destro, palla ancora per Tatti, deviazione, Ferrara, poi Tatti, palla messa dietro a rimorchio ancora per Ferrara, la conclusione per poi sfornare l'ennesimo assist. Adesso Azzori, il lancio lungo con la destro, la conclusione di Filippa, Gasparini serve Filippa, viene raddoppiata, poi Filippa scarica per Azzori, la conclusione con un secondo e arriva il suono della sirena per chiudere questa sfida valevole per la 10ª giornata del campionato di Serie A di futsal femminile tra l'FFC e il Falconara.